Buongiorno a tutti, nello scorso episodio abbiamo parlato dei masala e questo serviva per introdurvi la mia amica Priti, che finalmente dopo 2 anni è riuscita a venire qui dall'India. Priti è una chef indiana che ha vissuto diversi anni in Italia, ha sposato un italiano, però risiede in India. E è bello quando viene qua perché ci parla della sua terra, del loro cibo che è buonissimo, e soprattutto ci insegna a utilizzare nel modo corretto le spezie, ovvero non metterle come capita, ma per il loro reale utilizzo, perché servono sia per aromatizzare, quindi dare gusto alle pietanze, sia anche hanno dei benefici per la salute. Quindi adesso io vi lascerò in compagnia di Priti, che ci parlerà sia delle spezie e in un episodio ci realizzerà dei samosa originali indiani. Oggi parliamo di curcuma e altre spezie dell'India e specialmente adesso vi faccio vedere la curcuma in polvere. Questa è curcuma in polvere. Curcuma viene usata fresca, curcuma viene usata secca a radice anche e anche in polvere. Allora, la curcuma voi sapete quasi tutti che è molto salutare, non solo per la salute ma anche si viene usata tantissimo nella cucina indiana e orientale. Curcuma in polvere viene usata a caldo, non a freddo, perché essendo che curcuma in polvere è secca e sue proprietà lascia solo nelle cose calde come il latte caldo, che voi sapete, golden milk, o con curry o così. Per quello quando usate lo usate a caldo. Se usate curcuma fresca potete grattugiare nella insalata e così, ma mai direttamente. Sarebbe bello usarla lasciata là con un po' di limone e sale per qualche ora, o meglio anche per 2-3 giorni, così il suo beneficio vi lascia nel corpo molto meglio per usare anche come antiossidante per purificare il sangue, o anche